Eder. Mech. Pallister. La vicenda sulla morte di Liliana Resinovic entra nel perimetro della Suprema Corte. È stato dichiarato ammissibile il ricorso dei difensori di Sebastiano Visintin contro l'ordinanza con cui la GIP di Trieste ha escluso la nuova perizia medico-legale dall'incidente probatorio. La decisione di merito verrà presa il 18 novembre in Camera di Consiglio. Al centro del ricorso c'è la scelta del giudice di non aprire subito un nuovo esame autoptico super partes, ritenendo invece sufficiente, per questa fase, un pacchetto di accertamenti tecnici su reperti già sequestrati e in parte analizzati. Cordini e sacchetti, indumenti della vittima, guanti e abiti in uso a Visintin, coltelli reperiti nell'abitazione, suole delle scarpe, oltre al bracciale bicolore consegnato dal fratello. Su questi materiali sono stati autorizzati test genetici, merceologici e dattiloscopici, finalizzati a cercare microtracce, profili DNA, compatibilità con scene e superfici, eventuali impronte utili a collocare oggetti e contatti. Gli accertamenti si terranno presso l'Istituto di Medicina Legale di Ancona, con un collegio peritale che ha 120 giorni per consegnare i risultati. La richiesta di una nuova perizia medico-legale nasce dalle ben note divergenze tra le precedenti consulenze. Da un lato l'ipotesi di un decesso senza intervento di terzi per asfissia da sacchetto, dall'altro la lettura opposta, che parla di omicidio con successivo confezionamento della scena. Proprio questa frattura interpretativa ha spinto la difesa a chiedere un terzo arbitro incardinato nell'incidente probatorio, cioè con piena valenza dibattimentale e con le garanzie tipiche dell'atto irripetibile. La GIP ha detto no in questa fase, aprendo però il cantiere sugli accertamenti tecnici non autoptici. Ora la Cassazione dovrà valutare se quella scelta rispetta o meno i canoni di legge. Gli scenari sono essenzialmente due. Se la Suprema Corte confermerà l'ordinanza, l'incidente probatorio resterà limitato agli esami genetici, merceologici, dattiloscopici. In quel caso il baricentro probatorio, nel breve periodo, sarà tutto nelle microtracce. Presenza o assenza di DNA terzo su cordini e sacchetti, compatibilità tra fibre e indumenti, residui o impronte utili a ricostruire contatti e maneggi. Se invece l'ordinanza verrà annullata, si riaprirà la strada alla nuova perizia medico-legale dentro l'incidente probatorio, con la possibilità di ricalcolare tempi di morte, dinamica delle lesioni, compatibilità delle legature e di fare sintesi, finalmente in modo neutro, delle conclusioni contrastanti già agli atti. Sul piano pratico, il percorso ad Ancona potrà offrire risultati molto concreti. Un profilo genetico coerente, un'impronta in posizione significativa, un pacchetto di compatibilità fra bracciale, abiti e corde può orientare con forza la ricostruzione. Viceversa, l'assenza di tracce pertinenti o la non significatività dei reperti ridurrebbe l'impatto probatorio degli oggetti e rimetterebbe al centro la sola medicina legale. Valutazioni finali sull'impatto per Sebastiano Visintin. Impatto immediato. L'ammissibilità del ricorso è una notizia processuale buona per la difesa. Non cambia lo status dell'indagato, ma apre una chance concreta di ottenere la perizia che chiede da tempo. Nell'attesa, però, vanno avanti gli esami tecnici. Se emergessero microtracce a suo carico, l'effetto potrebbe essere sfavorevole indipendentemente dall'esito in Cassazione. 2. Se la Cassazione conferma l'ordinanza. Per Visintin significherebbe che almeno in questa fase la nuova perizia medico-legale non entrerà nell'incidente probatorio. La difesa si giocherà allora tutto sugli esiti dei test tecnici. Un risultato pulito, assenza di tracce, non compatibilità, mancanza di impronte utili, rafforzerebbe richieste di alleggerimento o persino ipotesi di archiviazione. Un risultato sporco, tracce o compatibilità significative, irrigidirebbe la posizione, potendo alimentare una richiesta di rinvio a giudizio. La perizia medico-legale, se necessaria, potrebbe comunque essere riproposta in un'eventuale fase dibattimentale, ma senza il vantaggio dell'anticipazione probatoria. 3. Se la Cassazione annulla l'ordinanza. È un'arma a doppio taglio. Da un lato Visintin otterrebbe quella perizia terza, che la difesa ritiene decisiva per smontare l'ipotesi omicidiaria. Dall'altro, una perizia collegiale può anche consolidare le tesi opposte. In termini di rischio-beneficio, la mossa è coerente con la strategia difensiva. Quando le consulenze precedenti sono confliggenti, un accertamento super partes può riequilibrare il quadro o quantomeno renderlo più attaccabile in giudizio. 4. Tempi e narrativa del caso.
La scansione 8 settembre 120 giorni 18 novembre indica che il dossier per Visintin resterà in una zona sospesa per alcuni mesi. Questo può avere un effetto reputazionale ambivalente. Da un lato la percezione di un'indagine che continua a cercare riscontri, dall'altro la possibilità che un esito tecnico non incriminante alleggerisca la pressione su di lui. 5. Prospettiva complessiva. In nessuno dei due scenari l'ammissibilità del ricorso produce effetti cautelari automatici. L'impatto è probatorio, non coercitivo. Per Visintin la chiave sta tutta nella qualità dei dati che usciranno dai laboratori e, se ammessa, nella tenuta di una nuova perizia medico-legale. Se gli esami tecnici non lo legheranno in modo significativo ai reperti e se una perizia terza ridurrà le incongruenze a favore dell'ipotesi non omicidiaria, la sua posizione potrebbe rafforzarsi fino a spingere per soluzioni deflattive. Se invece emergeranno tracce e compatibilità difficili da spiegare, la finestra aperta in Cassazione potrebbe tradursi in una verifica che, paradossalmente, irrigidisce ulteriormente il quadro accusatorio. In sintesi, è una novità che apre un'opportunità difensiva, ma che rende ancora più decisivi e potenzialmente determinanti per il destino processuale di Sebastiano Visintin i prossimi riscontri di laboratorio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.